Buonasera. Buonasera, buonasera amici e siamo ancora qui, Hildegarda e Marietta Veneziano. Hilde, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Che siamo all'appuntamento del mercoledì, l'appuntamento dove, guardate che novità, sono ospite del Ho Marietta. portato un ospite d'eccezione tra le quinte, Mai vista? questa Ok. nuova, una new entry. Dunque, mercoledì 12 maggio, sono le 21, siamo qui per una mezz'oretta, insomma, da trascorrere insieme per rispondere alle vostre. Risponderemo in ordine di arrivo, dunque forza chi tardi arrivo ma l'alloggio, dunque fatevi sotto. Nome, data di nascita, codice fiscale, certificato Covid, io ho già uno screen, sono in regola. Teniamo le distanze sociali, voi di qua, io di là, bene, potete fare tutte le domande che volete. Alex, ciao Alex, oggi non ti ho detto, Grazie Alex, buonasera anche a sì, te. Alex è tornato perché era un po'. Alex, puoi scrivere dove sei stato perché eravamo un pochettino in pensiero, era qualche mese che eri sparito dalla scena, no? Sì, Mi infatti. sono dimenticato di dirlo che ho fatto una domanda. Guarda Pierluca, buonasera Mariette, ospite. Questa Ospite. ospite mai vista, nuova. Ma, Allora, sì, dunque, visto che cominciano ad arrivare un po' di mm, persone, ricordiamo le solite solfe, il solito ritornello che ormai avrete imparato a memoria. sì. Dunque, come porre la domanda? Dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, impostare una domanda. Questa sera che abbiamo il pendolino con il sì e il no, impostate la domanda a risposta sì, Le no. distanze sociali ci sono perché noi siamo qui, voi siete come minimo a 1000 chilometri, quindi la distanza Dici? sociale c'è, no? Sì. L'unica cosa è regola di questo video. Andiamo avanti, poi. Beh, tu sei poi sempre a norma con la Io sono mascherina, sempre a nessuno vuole norma, dirti io niente. sono, capite, no? Non la tolgo neanche andare a letto. No, infatti ci parliamo così. Mm. Va, sono Zorro, andiamo avanti. Poi, Ma non aveva quell'altra Zorro. Evo, Zorro del 2021, andiamo Ai, ai, avanti, ai. va. Allora, dunque, stavamo dicendo il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda impostata a sì e no, dunque con risposta positiva o negativa, affinché possa rispondervi anche io col pendolino, e con le sibille ovviamente il Marietto farà l'approfondimento. Mm, Stavolta abbiamo fatto cambio. E ultimamente mm. in realtà sul suo canale abbiamo fatto spesso cambio. Fortuna perché questo pendolino, io è da 50 anni che lo mano il pendolino. Pendolino. Il pendolino. Sì, Comunque e mi voglio ricordati dire, ore 21:02, fascia protetta. fascia protetta. Poi vi voglio dire un'altra cosa importante, che abbiamo il sito del Capitano, che ormai è uno dei siti più gettonati, non dico a livello, però in Italia è Sì, conosciuto. Abbiamo 20 ebook gratuiti di radionica radiestesia e anche alcuni di magia, no? Di Legarda. esatto, di ermetismo, Sì, cabala. caricati 50.000 e Maria Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici davanti alla gestesi. Mi sto pulendo il karma per la prossima vita. Esatto, si Esatto, prepara un karma buono. karma buono. Allora, ovviamente per quanto riguarda sempre la domanda, perché continuo a darla rate questa informazione, Mhm. se la vostra domanda riguarda un'altra persona, ricordatevi di mettere anche il Mhm. nome e la data di nascita di questa persona, Mhm. così che possiamo attingere la scia energetica più corretta. Ah. Poi anche la cosa del Ehm, gruppo, il Face. sì, esatto. Allora, Barbara, visto che ancora non abbiamo cominciato a rispondere, ti diamo l'occasione di articolare meglio la domanda, perché il lavoro non va bene, è troppo Mm. generico. Deve Fai essere un po' più una domanda un mirata, po' più cioè noi mirata. non sappiamo se tu hai un lavoro o lo Dunque, stai cercando, oppure il lavoro che c'hai non ti piace. Insomma, deve essere in un certo senso, un darci paio di una traccia, indicazioni in più. perché qualche settimana fa stavo facendo una stesa a una persona che non ho mai sentito in vita mia e alla fine saltava fuori che c'era una donna sposata, ma alla fine mi dice che sono io che ero sposato con questo tizio. Qualcosina Dovete scrivete. scrivere perché sennò, non conoscendovi, non riesco a Sì, sai, decriptare molti dei le. nostri amici girano anche altri canali e questo sicuramente è buon Mm, per loro, però magari altrove ci sono altre costumanze. Noi chiediamo esatto, gentilmente una esatto, sì, sì. domanda
anche perché non siamo in sede di consulto, ma vi diamo Ah, l'occasione di porre una domanda. Bene, però io direi una cosa, tornerei al gruppo di Face, perché abbiamo iniziato a parlare di questo gruppo di Face che sì, ha già 1450 anime, eh. buono, Si chiama siamo contenti. Radionica, Desiderio per Tarologia l'orologia ed e ermetismo. l'ermetismo. E se non vi siete iscritti è gratis, fatevi un regalo, iscrivetevi. Cosa pensi? Esatto, vi accogliamo molto volentieri. Sì, no. Abbiamo anche un altro gruppo che si chiama I Casti Sacerdotali, ma ultimamente la fotocopia di tarologia, ermetismo, Mm. radionica, radiestesia, dunque. No. Però nascono per concetti diversi. I Casti Sacerdotali ha più un'impostazione di ermetismo e cabala. Bene, Poi anche allora. in Telegram, però Ma è tantissimo che anche se abbiamo un gruppo Telegram non lo abbiamo più molto coltivato, tranne no. mettere i link dei nostri video. Sì, vabbè. Ogni tanto qualcuno pone una domanda, insomma, Sì, un po', non è che lasciato andare, lo abbiamo abbandonato. è un attimo in pausa perché abbiamo dei progetti Esatto. di corsi, Esatto. proprio di corsi però a piccoli gruppi, gestiti in modo diverso rispetto a Telegram, dunque Mm. chi deciderà di aderire a Mm. questi corsi di formazione di radiestesia o di Mm. radionica, di ermetismo, ovviamente li divideremo per argomento, richiederemo un contributo economico, perché così vi impegnate. Sì, È venire da noi dovete importante. accendere un mutuo, in altre parole. Uh, Sì. Voi con Ci si le prende. vaccinati, prima Esatto, andate da Barbara microchippati. Buda, microchippati, dovete essere minimo della settima dimensione. Settima dimensione? Sì. Sì, sì, i portali. Tipo apriamo portali, insomma, per cose lì, no? Boh. Bene, Va dai, bene, via, stiamo scherzando iniziamo, ovviamente. iniziamo. Allora, Cominciamo a dare prima i saluti, prima perché abbiamo saluti cominciato con la sera. Alex, ci fa Alex, piacere vederti perché era ora, sì, era tantissimo Avevamo che non pensato c'era. che fosse arrivato il salto Vedi che ha quantico. scritto che ha fatto l'eremita, No, dunque. niente salto quantico per Alex. No. No, no. Poi Sì. abbiamo Pierluca, ciao Pierluca, Ciao Pierluca, ciao Rossella, Rossella, ciao Chiara, Chiara, E Barbara Barbara. e Alex. Dico, Esatto, 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 bravo, esatto, che esatto. poi vedono gli Anche angeli lui che è lo... come noi, comincia a vedere anche Sì, lui, ci hanno sì, sì. microchippato. Rossella, bene, dai, adesso Benissimo, facciamo la allora prima la prima è domanda. proprio Rossella con una domanda, dunque cominciamo da lei. Io vorrei chiedere per il lavoro mio e di mio marito, che purtroppo non va tanto bene, Rossella, 26 dicembre 79, Salvatore 12 aprile 74, come andrà? Riusciremo a tenere l'attività di mio marito? Bene, Grazie. allora, prima Vediamo con il sì e il no, ovviamente rispondiamo alla tua domanda e poi all'approfondimento sta a Narretto. Vediamo un pochettino, Rossella e Salvatore, se vedi che è già un sì, non mi fa neanche finire la domanda, è un sì. Dovreste farcela. Vediamo un po' cosa dicono Ma loro. vediamo un po' le sibille birichine, perché le nostre sibille birichine, chiaramente io sarò coadiuvato dalla nostra ospite, il Legale. Vediamo un po' le Perché sibille. non sta mai zitta. Non sto mai zitta. A proposito, che molte volte non mi sentono, mi sentite bene? Non ti sentono. Perché a volte Devi metterti proprio davanti al al microfono. microfono. Ok, allora, donne maritata e denaro. Beh, qui la partenza è caliente, è una buona partenza, no? Si vede che l'impegno c'è E questa è stabilità. una cosa di famiglia, Sì, eh? certo, è proprio una cosa di famiglia, si vede, una cosa tenuta col cuore, culata come un bambino e si vede che c'è molto impegno, Costruita nel costanza. tempo, Esatto, si vede che non è una cosa che può andarsene non è in... sicuramente trascurata. Esatto, vediamo un po'. Mm. Questo è il passato, questo è il presente, mm. Questo è il futuro. Vediamo un po', e poi diamogli un esito. Vai, su. Allora, guardiamo un po'. Allora, sì, certo, nel passato c'è stato qualche momento di tensione, vediamo che è stato un intervento, un aiuto. Tu è molto probabilmente, Mirella,
Mirella, giusto? Rossella. Rossella, scusa. Ha capito col nome? Però Ella c'era, ci sei andato Ha vicino. cambiato nome, da lì a qui ha già cambiato nome, però Rossella, ascolta, un po' di malinconia te l'ha portato per via di alcuni blocchi. Però insomma, eravate partiti gagliardi, volonterosi, pieni di spirito giovanile. Adesso guardiamo un po' il presente. Il presente, Rossella, qui piangevi, ma qui sei forte. Mi sa che del team sei quella che, come si dice, più solida, più guerriera, ma infatti è una carta Forse più vincente. ottimista, Più sì. ottimista, sì, esatto. E vediamo che stanno per nascere alcune cose nuove, però, perché vediamo che il marito vede delle cose, è anche diventato forse ottimista, diciamo così. Sì, ma ci sono nuove aspirazioni, Ci nuovi sono progetti. nuovi progetti, però attenzione, Rossella, perché vedo che nel futuro qualche piccola ombra, nervosismo, qualche piccolo blocco o cambiamento, perché qui potrebbe essere un cambiamento, così all'improvviso ti vedo un attimino, in un certo senso, scivolare in un momento giù nel futuro prossimo. Arriva magari una notizia non tanto positiva che Mm, chiederà un cambiamento di attitudine, dovrete esatto. diventare un po' più agguerriti. Più agguerriti, più strategici. Quello che posso dire in aggiunta a quello che ha già detto molto bene il Marietto è che comunque nel passato sembra che un aiuto che stavate aspettando e su cui confidavate probabilmente alla fine non è arrivato, no? Si è bloccato lì. In Esatto. ogni caso ora si aprono effettivamente, forse anche grazie ad alcune conoscenze, delle nuove opzioni, Opzioni opportunità. positive. Esatto, forse al momento sono in embrione, non c'è ancora una cosa concreta, però anche qui qualche turbamento, qualche cosa per mettere Attrito. in Sì, pratica, per attrito. avviare queste cose, probabilmente si prospetterà perché ci sarà molto da fare e forse qualche forte cambiamento Mm. potrebbe arrivare vostro malgrado. Dunque, effettivamente il Marietto ha detto che ci sarà un momento nel futuro dove riceverete una notizia che cambierà un po' il vostro atteggiamento. Strategia, però, Secondo me, nell'esito c'è esatto, nell'esito un'indicazione. faccio io, Scusami, era Giorgio, volevo nell'esito, avvicinarle. nell'esito faccio io, grazie. Perdonatemi, La sono Pitrozza, come il poliureterano espanso, prendo posto. Allora, lascia parlare il maestro. Il maestro, va bene, master. Una volta, aspetta, qua. Una volta mi aveva conosciuto, mi chiama maestro, adesso Io? mi dà delle nozioni. No, io mi chiamo maestro, sto scherzando. No, No. non sto scherzando. Allora, guardiamo un po' l'esito, Rossella. Allora, effettivamente tuo marito ha le competenze Mhm. e sta lavorando molto. Però vediamo che c'è, diciamo, qualche blocco che però questa carta qua, in mezzo a due carte positive, sembra quasi che il blocco lo superi bene perché lavorerete bene. Questo però, dopo questa prova che abbiamo visto qui, Posso dire una cosina? no, Vabbè, sto scherzando. allora, Rossella, guarda, io non so se è così, però sembra che aspettiate delle somme che debbono entrare, forse Mm. qualche creditore, o forse qualche debitore, perché voi siete creditori da quello che mi pare di capire, tarderà ad arrivare, si dovrà arrivare probabilmente a, come dire, contrattare con alcuni clienti o con alcune situazioni per rientrare appunto di questi sospesi. In ogni caso, forse questa è un po' la problematica che Sì, diciamo così, comunque la sintesi è che queste quattro carte qua stanno a indicare che la situazione evolverà in meglio. sì, Beh, con qualche difficoltà, ma certo, sì. certo, c'è che è morto di Covid, però voglio dire, Eh, la situazione è sempre meglio delle carte prima che abbiamo visto. Io assolutamente, sono un po' positivo, positivo. certo. Allora, ora prossima domanda. Dopo Rossella abbiamo Barbara che ha scritto 30 settembre 1976, dice ho un lavoro da barista e un lavoro da networker. Come andranno? Allora, col pinguino sì bene no male. Forse è meglio suddividerli, perché vedi che gira, non Mm. prende. Allora, come andrà il lavoro da barista per Barbara? Allora, il lavoro da barista è un sì.
Come andrà il lavoro da networker per questo è già Un po' più impegnativo. un po' più, Sì. più no che sì. Allora, qui facciamo come andrà il lavoro, Eh, perché chiaramente abbiamo sono due capito che lavori, sono due, sono vabbè, poi lavori. vediamo quello che prevarrà Esatto. dalle Però indicazioni. non ci sono esibile con il caffè in mano, così. Vabbè, ma sai, le situazioni conviviali fanno capire un po'. Allora, sacerdote è leggerezza. E qui vediamo che un attimino Devi usare la testa, perché sembra quasi che hai preso un po' troppo sotto gamba, che potrebbe essere anche una questione giuridica, no? Potrebbe esserci un pizzico, cioè forse quello del networker magari chiederebbe magari qualcosina di più. Lì bisogna stare attenti, perché finché lavoro dietro un bancone o al bar, chiaramente che è un bel lavoro, è una cosa, ma quando si entra anche in altri campi, qui sembra quasi che l'hai preso un po' troppo alla leggera e questo richiede serietà, professionalità, richiede attenzione. Quindi attenzione all'evoluzione. Vediamo un po'. Allora, pensiero, amore, donna maritata, una signore, deliranti. Un po'. Eh. Eh. Insomma. Allora, vediamo un po'. Vediamo nel passato, insomma, ha pensato, ha fatto la sua pensata, c'è stato molto slancio, molta voglia di fare, magari sei stata anche un po' aiutata da qualcuno, no, Barbara? E però vedo che ci sono state delle cose mh, che un pochettino, forse qualcuno che ha detto cose non vere, ti ha fatto delle promesse un pochettino Una troppo parola data e rimangiata, oppure... sì, troppo ottimistiche, magari anche su network, no? E poi nel presente, questa nel presente, vediamo che c'è un po' di abbattimento morale, un pochettino, come si suol dire, non voglio dire che ti sei arresa, però vedi qua, sembra quasi che c'è qualcosa da mettere a posto. Sei d'accordo, Mm, Ilde? ma Mm. ascolta, in qualcuna di queste attività ti aiuta una ragazza più giovane di te? Perché sembra Sì. qualche preoccupazione o per una figlia, Mhm. oppure effettivamente a darti del pensiero è un'attività recente, Mhm. più acerba. Sì, piacerba. Perché forse per arrivare bene in questo hai bisogno di un aiuto, perché vedi che riguarda proprio un aiuto lavorativo qui. Sì, sì. Però diciamo che adesso abbiamo un po' il filino tirato a mano, però per il futuro io vedo Una che bella linea, una bella linea, questo è il futuro, è una linea che insomma che è promettente. promettente, non capita tutte le sere di vedere linee così belle, perché c'è la stanza, gli affari, contratti, la casa, insomma è una linea nel futuro prossimo che sicuramente ti porterà qualche bella soddisfazione. Poi però, vedi, avrai un attimo di soddisfazioni importanti, però dopo, tramite un messaggio ufficiale, sarà qualcuno che ti dirà delle cose che non sono realistiche, vedi? Il gatto sempre in attesa di fare il furbetto e vedi che sfumerà un'occasione, altrimenti si allontanerà questa... Credo che appunto entrerà in una situazione di sì. attesa quasi prolungata con delle false, forse aspettative, Mm, perché questo potrebbe essere. In fondo l'aspettativa è un significato dell'attesa, dei sospiri e purtroppo la mm. falsità fa sentire quella precarietà, no? Sì. Quella situazione di poca chiarezza. Mm. Però arriveranno ancora delle novità, delle Sì, informazioni. perché Barbara, tu sei una persona che lavori Attiva. molto, attiva, e raccoglierai dei frutti. Vedi che qua è un po' come prima, però il problema non è neanche un problema. Vedi, qui si vede che tu stai lavorando molto per questi progetti e raccoglierai dei frutti, però la disgrazia non è negativa, perché in mezzo alla conversazione, certo,
Forse non raccoglie tutto quello che avrebbe voluto esatto. o potuto dalla situazione, però si instaura un clima di collaborazione in particolare con un'altra figura. Esatto, avrei con cui sicuramente o un probabilmente- socio o una socia, Mm, ovviamente mm, mm. donna, che molto probabilmente cercherà di aiutarti. Quindi diciamo che è un 60% positivo. Secondo Adesso me, vedi che mm, vedi la stanza, la casa, no, secondo me questo è un po' più il bar bar, che più il non bar, sì, anch'io granché. ho visto più il bar, Mm, ho visto più mm, il mm, mm. bar, ho visto più una cosa, voglio dire, certo uno può fare il network Ci sempre, mancherebbe, c'è chi però voglio riesce a dire, farlo anche bene. però diciamo che per il futuro un po' di montagne russe, però più positive, Sì, 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 sì. più positive. Bene, Allora, vediamo un po' la prossima domanda salutiamo anche che... Antonio, Egidio, benissimo. Ah, giusto, Antonio ed Egidio, benissimo. Allora, Marisa ha posto una domanda. Buonasera, troverò un lavoro giusto per me? Maria, 27 aprile 68. Allora, la Marisa, chiede, tocca a te. Già, vediamo se trova il lavoro L'ho presa giusto. in fallo, Perché Segnateglielo. io e le Sibille abbiamo un rapporto speciale, li aspettavo. Allora, vediamo se troverà il lavoro giusto per... Forse non nel prossimo periodo, eh? Magari ci vorrà un po', vediamo Oh, le Sibille, cosa perché dicono? bisogna anche capire cosa intende lei per giusto per lei, Beh, ma adesso perché facciamo delle Sibille. Perché le Sibille spiffero tutto, sono le chiacchierine. Perché io conosco qualcuno che ha detto, perché che spiffero? Non lo sa neanche. Allora, amica, beh, il potenziale c'è, eh? Hai qualche idea di qualche lavoro che molto probabilmente valida in quella direzione lì? Si vede che il potenziale c'è, lo aneli perché sai che te lo puoi permettere, non so quale sia il lavoro, però effettivamente questa è la terza carta più fortunata delle mazze delle Sibille e poi sembra quasi che o c'è un'amica che ti vuole dare una mano, oppure Probabilmente tramite una conoscenza. il potenziale c'è. Adesso andiamo per ordine. Passato, mm, presente. Futuro. Allora, allora, vediamo un po'. Nel passato, beh, le potenzialità, aspetta che metto un po' a favore di camera, va? Si spostassimo. Allora, nel passato il potenziale c'era, una piccola aggiustatina, la tua buona volontà, qualche contratto anche sicuramente interessante, però vedi, poi è successo qualcosa e sembra che sia andato via, partito. È partita lei. Ti ricordo Sì, che certo, 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 però è sembrato quasi un funerale. lei ha gli impianti. Hanno impianti forti, però calma, perché capite che ci giochiamo un futuro qui in Sicilia. E beh, però il presente, forse qualche situazione che hai preso un po' troppo sotto gamba, leggerezza, e ha fatto nascere in te, però cioè, non vedo cose negative che sono nate da te, perché la vedo molto sicura di sé. Guardi nel passato, ma guardi anche nel futuro con una sicurezza. Anche però hai preso delle cose sotto gamba che non dovevi prendere. Però questo non ha fatto nascere in te la forza, sei sempre una donna forte, virtuosa e solida, perché qua io vedo che in un certo senso il potenziale c'è. Il È futuro, anche possibile, scusami, mm, che abbia a che fare con l'inizio di un lavoro o non proprio vicino, dunque da trasfertista, mm, oppure legato all'ambito del turismo. mm, mm, mm. Poi vediamo un po' il futuro. Il futuro invece, guarda che bello. Il futuro strategicamente ti muoverai e vedo qui degli affari positivi e vedo anche lo Una slancio, una proposta. proposta, uno slancio di generosità. Però attenta,
perché potresti cadere magari in, vero, lo slancio, la proposta c'è, però vedo che c'è qualche lacrimuccia in arrivo, o Ma sono per questioni per economiche. questioni economiche, però alla fine saprai sempre cadere in piedi. Non sei una persona che se viene colpita non riesce a stare in piedi. Quindi diciamo che la situazione da qui migliora adagio adagio, c'è un crescendo, un acuto. E guardiamo un po' invece il futuro, come si chiude questa situazione. Oh, bisogna dire che le sibille vanno massimo 9 mesi. No, direi tantissimo. Tantissimo. Tirarla proprio coi capelli un anno, ma proprio una cosa da allucinazione, no? Però voglio dire, quindi questa evoluzione sarà prossima, no? E dopo, no, potrebbe succedere qualcosa. Ma vediamo un po' il finale. Nel finale vediamo un po' di stabilità, però ci sono cose che ti vengono dette e anche scritte che non sono realistiche e ti faranno arrabbiare. Quindi il potenziale qui c'è, vediamo delle belle cose. Poi per questioni proprio prettamente materialistiche di paga avrai dei piccoli smottamenti, però sempre in piedi. E purtroppo ci saranno magari anche scritte delle cose, magari contratti che non sono realistici e tu sarai un pochettino innervosita. Sì, ecco, non penso che sia una risposta positiva alla tua domanda, nel senso il lavoro giusto per te ancora non. Cioè, ci sono dei movimenti, Sì, ci sono degli acuti, ci sono dei momenti in cui delle offerte, delle proposte. però certo, insomma. Allora, Allora, vediamo un po'. Egidio, Egidio ci fa una bella domanda. buonasera, volevo sapere se in questo mese di maggio ci sarà un evento naturale catastrofico in Italia. Oh, io ti giuro, Vogliamo proprio vederla questa cosa. ecco, non Vabbè, lo dico io. proviamo, dai, lo Dai, vediamo un dai, po'. vediamo un po' se ci sarà questa catastrofe. Va bene, vai. Vediamo un po' per il nostro Egidio del 67. Tocchiamo il toccabile. Ok? Vediamo, sì, Vediamo, dai, io vediamo. sono qualche tocco la struttura della sedia. No, la gamba. Mi sta toccando la gamba. La Non sedia. è vero, è qua La anche sedia. là. La sedia. Via. 7 carte però, eh. Va bene, dai. Perché No, non perché so. se ne giriamo tante, prima o dopo una carta brutta è. Esatto, Io non la voglio vedere una esatto, vai, catastrofe. via. Fai No, ho quello, detto fai quello. naturale. Allora, Allora, vediamo se entro maggio ci sarà un evento catastrofico naturale in Italia. grosso, eh? Smettila di muovermi. Beh, il primo evento. No, no. Allora, fate guardare il canale Marietto di Catastrofi. Vediamo un po', eh. Pensiero, beh, qualcuno è in pensiero, però diciamo che ci sono anche molti ottimisti, soprattutto le donne sono ottimisti. Gli uomini magari portano un po' di iella, diciamo Questa è bellissima. Vabbè. Volevo dire altre cose, figurati. Ci sei trattenuto. Va bene, va. Dai, donna di servizio, donna maritata, e sono il vedovo, la riunione, casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, da queste carte qua si può vedere che stabilità c'è, quindi in Italia sta. Forse qualcuno, no, non so, vorrebbe che succedessero certe cose, cioè magari soffia il vento, butta benzina sul fuoco, ha dei rimpianti che non avvengano, però da queste carte qui anzi sono tutte positive. Io vedo che ad esempio le donne giovani, le donne maritate, vedo che si riuniranno, avranno la casa felice, vedo che la fortuna toccherà l'Italia, no? Quindi mi sembra quasi una domanda. Ma magari ha letto qualche informazione da qualche parte che l'ha Sì, messo in allarme. no, no. Ma, anche
anche il razzo della Cina doveva cadere su 10 regioni. Infatti lei era preoccupatissimo che arrivasse in No, casa gli ho detto nostra. controlla, Sì, infatti perché io mi sono subito messo in bagno perché dico, lì allora la no, no, catastроfe arriva in bagno. No, no, dico, a parte gli scherzi. non dovrebbe No. avvenire nulla di che, anzi sembra Più che altro una che ci situazione sono positiva. delle persone negative che sperano, vedono, no? Rimpiange che non venga, però sono tutte carte positive. Addirittura l'Italia sarà baciata dalla fortuna. Magari siamo anche, come dire, protetti, ecco. Esatto, siamo protetti, poi c'è la stabilità, il ritrovo della stabilità della casa. Io non vedo questo civile qui, questo taglio qui, non fa capire che ci sarà qualcosa Meglio, di meglio, meglio. catastrofico. Al massimo le tasse le aumenteranno, questo è proprio una cosa catastrofica. Però per il resto, beh, bene, noi abbiamo fatto i nostri 30 minuti di orologio, voi ci avete fatto compagnia, è stato un piacere. le distanze sociali siamo riuscite E io non tanto, perché ti sono venuta addosso per ste sibille più di una volta. Poi la gamba. Io non ci posso fare niente, io amo le sibille. Lei ama le sibille e io amo il pendolino. Comunque, guarda, quando è che sei ancora in linea per le sibille interattive da sola? Venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Esatto, e io invece ogni giorno o su Facebook faccio delle comparsate oppure verso dalle 4 alle 6:30 Maria Veneziano trovate sempre sul tubo. Per quanti non sapessero qual è il mio canale YouTube, si chiama Hildegarda come me. Sì, esatto, ma noi ha baciato me o lei? Non capisco bene. Beh, ce ne sono 4, ne facciamo 2 ciascuno. Vabbè, ne facciamo 2, ma... Bene, cari amici, noi ci vediamo qua mercoledì prossimo, stesso orario, stesso canale, in compagnia del Maretto Veneziano. Avrò un ospite eccezionale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao. Buonanotte. Notte.